Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Prima di tutto voglio dire a quelli che per la prima volta incontro Marietto Veneziano che ormai Marietto è già più di 7-8 anni con altri nick che su Fizz e molte volte posto i circuiti, però non sto più lì a scrivere cosa vogliono dire per il semplice fatto che ho già fatto più di 60 pillole, più di 1000 pillole che spiegano i circuiti radionici e tante cose di magia. Quindi non fatemi la domanda a cosa serve se posto un circuito. Andate nel sito del YouTube del Marietto Veneziano e cercate le pillole, perché così posso andare avanti a fare pillole e non fermarmi a perdere tempo a spiegare. Se volete una consulenza invece sono 20 euro, 45 minuti pagabili tramite PayPal. Ma adesso andiamo avanti e vi voglio invitare, chi è la prima volta che vede questo Marietto Veneziano, a andare nel sito capitano.altavista.org. Qui sotto c'è il link in descrizione per collegarvi e scaricare gratuitamente 20 ebook con tutte le spiegazioni. Eventualmente ci sono anche dei servizi nelle shop che potete acquistare, 2 ebook famosissimi ormai che stanno andando alla grande. Uno è Radionica Magica, costa 50 euro e li vale tutti, e poi Radionica Abbondanza 75 euro e li vale tutti. E poi chiaramente Ciondolotto, le pulizie, ho aggiunto anche nelle shop la possibilità di fare gli abbonamenti 20 euro tramite PayPal, così è molto più facile e le persone non si dimenticano di pagare e vengono periodicamente pulite a livello radionico. Bene, oggi parleremo finché la barca va, lasciala andare, raccontava penso Laurietta Berti. Perché? Perché capita alcune volte che ci troviamo in situazioni veramente difficili, veramente importanti, veramente insomma che la gente vorrebbe reagire con forza a situazioni magari perniciose o in famiglia o nel condominio, no? Molti nel condominio hanno problemi, o ad esempio sul posto di lavoro, guerre che possono essere sottili, guerre che possono essere più importanti perché la gente è cattiva, una cattiva forte. E allora bisogna in un certo senso prendere. Ciao Maria Gesualdo, grazie di avermi salutato, grazie di ascoltare Marietto Veneziano. E allora bisogna prendere dei provvedimenti, però ricordiamoci una cosa, bisogna prendere dei provvedimenti proattivi ma che non diano la botta finale, no? Perché vi racconto questo aneddoto, tanto per rendervi conto, perché non bisogna mai, in un certo senso, per andare via da questo bellissimo mondo le persone, farle partire. E perché c'è un'utilità. Quando ero piccolino, verso 23, poi 20-23 anni, una notte io dormivo nel mio lettino, arriva mio papà, perché mio papà viaggiava sempre di notte, mi sveglia ed era tutto arrabbiato, perché 2 dei nostri peggiori nemici, no, praticamente, lui aveva già visto che uno sarebbe decollato, avrebbe lasciato questo bellissimo mondo quando io avevo 23 anni, dopo 7 anni, e non ce la faceva a tenerlo in vita. E io dicevo: "Ma cavoli, questo qui è uno dei nostri peggiori nemici e tu piangi, che se ne va". Poi ce n'era un altro che invece era un po' più longevo, no, e lui era più tranquillo, si sentiva. E io dicevo: "Ma papà, ma è una fortuna che se ne vanno", no, e lui a un certo punto mi dice: "Guarda, sono veramente triste perché 2 coglioni così, neanche se rinascono un'altra volta, riesco a trovarli". E io non capivo perché. E poi lui me lo spiega: "Sai, se c'è del karma nero per la strada, no, senza gente così, poi ci tocca a noi raccoglierlo". Quindi lui faceva un discorso pragmatico: gente cattiva così è un peccato mortale che se ne vadano, perché questi raccolgono il karma nero. È un po' come la storia di Sarmadi, ci sono tantissimi gruppi misterici che potrebbero spazzolare via, ma nessuno, come mi spiegavano da piccolino a me, vuole prendere il loro posto, perché, come spiegava un'altra pillola, ci vuole sempre un bilanciamento
non ci vuole buonismo perché sennò arrivano i mostri, ci vuole la giustizia, così i mostri crescono un po' di meno. Però chiaramente ci saranno sempre persone buone. Quindi quando alcune volte voi siete un po' arrabbiati, perché magari sul posto di lavoro o in casa o nel condominio o in un gruppo, una comunità, non so, nei Boy Scout, adesso io non so, in un gruppo sportivo o nella bocciofila del vostro paese, vedete che ce n'è uno cattivo, no? Ma cattivo, cattivo, cattivo. mm, La teoria del mio papà era un dono di Dio, perché gente così non bisogna toccarla, perché se c'è del karma nero su quella strada passata in due, se lo prende lui. Mm? Quindi, cosa bisogna fare con, ad esempio, dei riti di protezione, dei riti, come si dice, di allontanamento? Bisogna fare in modo che si allontanino, ma che non si facciano troppo la bua, perché sennò il karma ve lo sporcate voi e non se lo sporca quella persona cattiva. È un discorso un po' pragmatico, un po' crudo, un po' New Age, ma che funziona. No? Quindi quando voi magari o nel condominio, no? Vedete oppure anche fra vicini di casa, io conosco un direttore di banca che è in guerra e non vede l'ora che il suo vicino che ha una villa grande come la sua se ne va di questo. È un peccato, perché queste persone qui puliscono il karma nero da questo pianeta. Quindi io non sono per loro, quelli della mano sinistra, di qua, però alcune persone che mi seguono alcune volte sono veramente giù di morale, no? Beh, prima di tutto ringraziamo il cielo che non sta andando peggio e poi ringraziamo il cielo perché gente così, no? Se dovesse mancare vicino a voi, il karma nero che si stanno raccogliendo loro ve lo dovreste prendere voi. Quindi bisogna in un certo senso sempre ringraziare la Keter, quella, vedete, questo qui, no? Che ci sono questi personaggi. Poi questo è solamente per dire finché la barca va, lasciamola andare, no? Finché ci sono questi soggetti, no, che fanno solo disastri e non aiutano nessuno, sono cattivi, lo so, ma sono quelli che poi evitano che il karma nero ce lo facciamo noi. Bene, cari amici, dette queste piccole pillole, questo maledetto veneziano vi saluta e vi dice se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Legado, maledetto veneziano vi inizia a trovare nei nostri gruppi social. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.